siamo a Martorano, seconda giornata del trofeo San Mercato Femminile 2013 e la gara di esordio è stata tra la Mongotarda Dream Team di Viola e gli Evergreen di Elisa. Si è imposta Evergreen per 3-0 e allora chiediamo al vice capitano Elisa come è andata questa sera, visto che siete arrivate dopo la sconfitta della prima giornata. Siamo partiti la Viola chiediamo per il campionato, iniziate a andare un impegno, quali prospettive lo affrontate e con quale spirito? sicuramente dopo ovviamente ci siamo fermi però tutto sommato abbiamo fatto bene, ci siamo fatti bene, abbiamo avuto le nostre occasioni, gol mangiati e speriamo di arrivare qualche tempo per il campionato. Allora Elisa, visto che avete fatto due partite, che chiedono un po' le impressioni sul torneo, come vi state trovando e se lo considereste a magari squadre che conoscete anche per il prossimo anno. Diciamo che sì, lo consiglierei se però mettiamo le pallone bordo cane. Allora, per chiudere la Viola, visto che stasera c'è stato qualche problema per gli odori gastronomici, no, legati al pesce che si arriva, un consiglio per Pino per le prossime partite. Devi pensare a cucinare fino alla partita, altrimenti non giocare.